Ancora scontri tra centri sociali e rappresentanti delle forze dell'ordine. La quinta stavolta è quella di Via Palazzo, dove una cinquantina di esponenti del Rivolte e del Laboratorio Morion si sono radunati per contestare il comizio tenuto in Piazza Ferretto dal leader leghista Matteo Salvini a sostegno della candidatura a sindaco di Gianangelo Bellati. Siamo tutti antifascisti! L'imponente cordone di poliziotti dispiegato per impedire l'accesso dei manifestanti alla piazza ha funzionato e gli agenti hanno tenuto a distanza i contestatori con alcune cariche di alleggerimento. I centri sociali hanno risposto con fumogeni e petardi. 4 manifestanti non mi spaventano, ribatte sereno Salvini dal palco poco distante per poi passare ai temi della campagna elettorale promettendo l'arrivo di Bellati ai ballottaggi. Quando vinceremo, sostiene il leader del Carroccio, rimetteremo in piedi questa città lasciata in ginocchio dalla gestione fallimentare del PD e da una giunta di centrosinistra travolta dallo scandalo Mose e dal malaffare. Immancabili il tema dell'immigrazione col consueto invito a spendere i soldi a casa dei migranti anziché lasciarli morire in mare e gli elogi al governatore veneto Luca Zaia. Con lui, ricorda Salvini, la sanità veneta ha raggiunto i costi più bassi e la massima resa.